Sì. Che te ci devo fare? Inutile. Lui gli arria sempre, Chi? Sondazzo? E Ingi? Insieme a lui. Siamo due anime in un nocciolo. Nocciolo di che? Nocciolo. Nocciolo l'albero. La nocciola la bacca. O il frutto. Boh, vabbè. E il nocciolo sta invece dentro la frutta. Arriviamo al nocciolo della questione. Quindi oggi voglio tentare l'inosabile, osare l'inosabile, andare nella regione relativa e tentare di fare Assuntina Patalluocco tra gli altri. Sì, andare in Puglia e fare la situazione di Assuntina Patalluocco, il professor Cazzantico, la suora, Tor Teresina e il bambino Gesù non ti ci porto più, non ti ci porto più. Questi personaggi, ben sapendo che in Puglia Assuntina Patalluocco, che è pugliese, che tenta di parlare pugliese, cioè come se la caverà? Forse male, pur sapendo questo, perché io sono fiorentino, ragazzi, non mi fare il pugliese. Sì, posso vagamente imitarne l'accento, ma insomma va bene. Là dove osano le aquile, sì. No, non ci ho ripensato, le aquile c'hanno il becco. Là dove osano i tapiri. No, vabbè, ma facciamo che andiamo in una città della bella, splendida Puglia e proviamo questa situazione. Sapete, è nato un bambino e inizia la suor Teresina, no? Che appunto deve dare questa come si dice, questa notizia, questa lieta notizia al padre, dicendo appunto di venire, di correre al capezzolo, al capezzolo ci va il bambino, e al capezzale della puerpera, appunto, perché è nato il bambino. Ma quale bambino? Questo è il poveraccio, non so come sia nato, Ma prima mi sono suor Teresina, poi se necessario arriva il professor Cazzantico, il primario, e poi arriva Assuntina Patalluocco, quella proprio pugliese di Canosa di Puglia, di Canosa. Purtroppo il primo signore così interpellato sembra non esserci. Oh, per carità di Dio, andiamo da qualcun altro. Non c'è mia problema, abbiamo tempo per il momento, e tempo ce l'abbiamo sempre all'inizio, e dopo poi scarseggia, magari a volte no, proprio sul più bello, certe volte capita così. Vabbè, non importa, andiamo su. Infostrada. Vaffanculo. Ecco, noi andiamo avanti e... no, rido perché ho visto un nome, ma quello è troppo buffo, non lo uso, e poi è un nome di donna e non mi serve, Oronza. Oronza, era il nome Oronza, pensavo un po' come si può mettere nome a una bambina appena nata, cioè me la chiamiamo Oronza. Ma ancora, sto facendo dei numeri che effettivamente sono forse leggermente no, non più validi, allora devo andare su un'altra tipologia di numero. Ecco, sì, questi penso e spero che lo siano, cioè validi, sì. Vediamo un pochino, perché a volte i numeri cominciano, non sono più buoni. Allora prendiamo quelli che cominciano. E diamo la maiala della sua mamma che mi fa sempre questi discorsi registrati, voglio dire. Prendiamo questo, vediamo un pochino, lo so, alla fine sono costretto così in corsa a cambiare città, mi cambiano numeri, poi perché li devono cambiare continuamente? Anche se non sanno che fare, sì. Vediamo un po'. Questo invece ha un altro risultato abbastanza antipatico, sembrerebbe occupato, oppure chissà. Va bene, sì, non si sa mai nella vita, no? La vita è questa, ci serba sorprese, e proprio in Puglia devo dire. Ieri qualcuno è sempre in Puglia, chissà perché è sempre in Puglia, si è vinto con Superenalotto 40 milioni di euro.
non so se mi spiego, sempre in Puglia, questi buchi rotti, allora, o c'è qualcosa sotto, perché c'è qualcosa che non quadra. Ieri per l'appunto che ho giocato anch'io, ho fatto 2. Cazzo mi serve il 2? Vabbè, d'accordo. Vediamo qua, forza, cerchiamo di... Perché devono vincere queste grosse cifre? Io sento puzzo di bruciao. Sempre in Puglia. Allora, va bene. Sì, vai. Cos'è successo? Sembra che qui questo numero sia... Pronto, signora, buongiorno. Buongiorno. Senta, il signor Lorenzo abita lì? Chi? Il signor Lorenzo. No, ho sbagliato numero. No, mi rompete proprio coglioni voi pugliesi, ma che cazzo volete da me? Ma abbia pazienza, prima il numero inesistente, poi tu. Che cazzo vuoi, bollentoni, che non spiatro, noi pugliesi, che cazzo vuoi? No, voi pugliesi... Ho sbagliato numero, che cazzo vai in cerca? Fate schifo voi pugliesi, fate! E voi, bollentoni, che cazzo volete? Voglio che voi facciate meno schifo e che non mi corrispondano e che non mi rispondano! Oh, ha capito? Questo voglio! Fate schifo voi pugliesi! Oh! Pronto? Sì? Fate schifo voi pugliesi, fate schifo! Senti, chi vuole, scusa? Io voglio dirti che tutti quanti fate schifo perché i numeri non corrispondono. Dico, c'è Lorenzo e non esiste, ma ci prendiamo per il culo? Senti, evidentemente lei c'è il numero sbagliato. No, voi siete del tacco, Senti, lei è cornuto e figlio di puttana. Caccoloso! La moglie fa la battona, hai capito che me la faccio io, cornuto e culo rotto. Porco! Senza volere almeno abbiamo trovato qualcuno che si è incazzato. No, scusate. Trovo finalmente qualcuno e poi non corrisponde il nome, fammi avere. Cosa c'è? Che ha detto? Scusi, io ho fatto la ripetizione. Informazione gratuita. Ci sentiamo? Il numero da lei selezionato è inesistente. Ma come inesistente se l'ho fatto ora? Ripetiamo il tasto della ripetizione del numero. Ma io non lo so. Infostrada. Ma scusa, ma se l'ho fatto ora sto numero. Allora, veramente io lo rifò col dito. Sì, io lo rifò, tanto abbia pazienza. Ma ti rendi conto? Praticamente diventa. C'è la Sacra Corona Unita che si è messa di mezzo. Naturalmente voglio dire a tutti i pugliesi che mi ascoltano che non è vero, la Puglia è bellissima, i pugliesi, io non ho niente da dire a tutti i pugliesi, quindi faccio solamente per farli incazzare. Infostrada, informazione gratuita. Il numero da lei selezionato è inesistente. Ma se l'ho rifatto i dito pari! Con chi ho parlato prima? Con persone inesistenti? Incredibile. Questo è incredibile. Questo rasenta l'incredibile. Non li posso più raggiungere questi qua perché non c'è verso. Ma io non lo so, io voglio rifarlo perché voglio essere sicuro. Mi piacerebbe riparlare con quel gentile signore. Sì. Lo sto facendo con cura, è inesistente. Allora prima che cosa ho fatto? Era inesistente anche quando lo ripetevo col tasto della ripetizione del numero. Quindi c'è qualcosa, C'è qualcosa che non quadra, qua. Abbi pazienza. Prima ci ho parlato, Va bene, andiamo da qualcun altro. Vedrai, qualcosa bisogna fare. Che strana la Puglia, Sì. No. Sì, ma che ti devo dire? Ecco fatto, va. Sentiamo qui. Vediamo se si riesce Oh mamma mia, peccato, perché mi sarebbe piaciuto avere qualche altro bel improperio da quel signore, anche da quella signora. Non gli toccate la Puglia ai pugliesi. Vedi purtroppo cosa succede? Succede questo, che trovo qualcosa di utile, di valido, che funziona e non c'è nessuno. Poi sbotto, abbi per sbotto, e quelli si incazzano. Ho fatto bene a sbottare. Sentiamo qui. Vediamo un po'. No, perché sai, guarda, la cosa effettivamente comincia a assumere dei contorni. Pronto signora? Chi parla? Buongiorno, mi sono sorte di Sineba e mi Gesù, vuoi sapere se è il signor Vito in casa?
Chi Vito desidera? Il signor Vito? E lei chi è? Sono Suor Teresina del Bambino Gesù, telefono dalla maternità. No, forse ho sbagliato. Ma lei chi è? Antonio mi chiamo. Ah no, non c'è la signora per caso in casa? No. Il signor Vito? Neanche. Ma signor Vito chi è? Voi chi siete del signor Vito? Cosa? Dunque, che parentela c'è fra voi il signor Vito? Io e il figlio sono. Ah, il figlio. E il signor Vito quando è che torna a casa? Non lo so. E la mamma? Non credo, verso il tardi, verso... Tardi? Sì, perché? E tu ti sei rimasto solo in casa? Mo sono uscito da scuola, è andato al lavoro. Ah, cioè tu sei uscito da scuola? Sì, mo fra un po' dovrebbe E venire. poi vai al lavoro? Io? Tu? No, mica ho capito che ti va al lavoro, no, tu non ti va al lavoro, no? No. Ti va a scuola, che classe ti fa? Il terzo. Il terzo di che? Superiore. Ah, superiore. Sei bravo? Sì. Te la cavi bene? Sì, sì. Ah, ho capito. Mi fa piacere. Mi sai dire che cosa... Posso farti una domanda di cultura? Sì. Ah, sì. Ti piace le domande di cultura? Più o meno. Allora, mi te domando se te ti ricordi della storia? La storia te la ricordi? Ah, ho capito. Te ti ricordi di quella frase che disse Garibaldi, che disse il dado è tratto passando un certo fiume? Ecco, ti ricordi quel nome del fiume? No. Cioè Garibaldi passando un certo fiume disse il dado è tratto, giusto? Sì. Questo è assodato, no? Giusto? Però come si chiamava quel fiume che passava Garibaldi quando disse il dado è tratto, che lo passava con la sua... Non me lo ricordo. Sul ponte sul fiume Quay, con la sua limousine? Non me lo ricordo. Com'è con la limousine? Limousine, no, che era il cavallo di Garibaldi, che non so se tu sai che si chiamava limousine. Senti, c'ho da fare, sto chiudendo. Niente. C'è da fare? A Seghina c'è da fare sto... C'è da fare, mamma mia ragazzi, fa la terza superiore ha detto, sì. E Garibaldi ha detto il dado è tratto, sì, dado di carne Knorr, va bene, ma naturalmente, e noi andiamo avanti. Beh, così, un momento di bello Billo del Lilli appena sfiorato, così, tanto per gradire e per capire che cazzo imparano a scuola questi poveri ragazzi. Che devo fare? Non mi sono Suor Teresina, mi devo dare un annuncio e questa volta non che era moglie, mi dispiace perché c'era il figlio. Pronto? Pronto, signora, buongiorno. Buongiorno. Mi sono Suor Teresina di Bambino Gesù, non ci porto più. Senta che il signor Fernando è in casa? No, non c'è. Chi lo voleva? Ah, Suor Teresina qui della maternità? Della maternità, signora? Guarda che non c'è. Senta, lei che è una parente del signor Fernando? Pronto? Sì, mi dica. Posso parlare con lei? Sì. Allora, se è nato il bambino del signor Fernando, se è nato... Tanti auguri. Tanti auguri. Sì, ma il signor Fernando deve venire a vedere sto bambino, no? Ok. Che la ragazza lo vuole lì presente. Pronto? Fanculo. Capito? Ha sentito? Auguri. Tanti auguri. Ma che scherziamo? Com'è bello far l'amore da Trieste in giù. Sì, ma te dimmi, incredibile. Ma questa l'ha presa così, sì, ma sai, bisognerebbe sapere, conoscere i rapporti che ci sono fra queste donne e i loro mariti, e allora forse capiremmo meglio la reazione delle singole signore a un annuncio così. Vabbè, uno può prendere a ridere, qualcuno ci può credere indubbiamente, ma conoscere i rapporti, ecco, sarebbe carino, ma noi non possiamo sapere niente, possiamo subodorare, farci delle ipotesi, quindi far lavorare la nostra mente, per cercare di ricostruire il mosaico della famiglia in questione. Se vanno d'accordo, se non vanno d'accordo, se hanno rapporti sessuali, se la consuetudine ha già preso il posto
e questo quasi sempre, no? Dell'amore. E beh, insomma, e qui continuiamo a trovare persone che non si trovano. Come si vanno a trovare se non si trovano? E questo è il segreto. Va bene, d'accordo, andiamo avanti, ogni tanto troviamo qualcuno e scaviamo leggermente o profondamente nella psiche di dette persone. Oh mio Dio! Assuntina Patalluoco ancora non ha avuto possibilità di esprimersi perché mi sembrano persone abbastanza assenti in tutti i sensi, queste qua, no? Pugliesi di questa città, non devo dire la città perché tanto Puglia è Puglia, no? Sì. Vediamo un po'. Vediamo cosa succede, no? Piano piano, con calma. In fondo siamo nel sud, non bisogna calma, tranquilla. Insomma, io volevo fare un po' i pugliesi in Puglia, se era possibile, per sentire cosa dicevano. Ma non ci arrivo, vedi, sono assenti, sono persone completamente fuori. Sono fuori. Che ci fanno tutti fuori? Voglio dire, poi alla fine, tutte queste case vuote, sì, se fosse un ladro saprei già andare a rubare. Sta fatina, senti, non c'è nessuno oggi, non c'è nessuno domani, non c'è nessuno altro, vuoi rubare è proprio il giorno in cui tornano. Vabbè, d'accordo, ti farò fuori. Sì, sono un albanese, ma sì, no, sono italiano, un italiano vero. Pronto? Pronto, signora, buongiorno. Buongiorno. Senta signora, mi vorrei parlare con il signor Lorenzo, mi sono una suora. No, signor Lorenzo, sono da 6 anni che non è più su questa terra. Cara signora, mi mancava solo questo, perché mi ho trovato di tutto, che non corrisponde il nome, che non c'è nessuno, che non c'è la persona in casa, ma c'è il figlio. Ora adesso mi mancava solamente il defunto, adesso la mia collezione è terminata, la ringrazio signora, mi con l'album bene, pieno. Buongiorno. Arrivederci, cielo manca. A me mi manca invece ho fatto l'album delle figurine, ma che lo so io, ma non si può andare avanti così, si può forse? Non si può, è per questo che io vado avanti, perché se si potesse magari mi fermerei, invece perché proprio non si può, io continuo, ecco, vai, sì, prima o poi, alla fine, chissà, riusciremo ad arrivare ad Assuntina? Pronto, buongiorno, che signor Luigi? Un attimo che non la sento. Sei il signor Luigi? Chi è lei, scusi? Sono Suor Teresina, sono la suora della maternità. E allora avete sbagliato il numero, credo. Perché? Perché ci sarà un altro Luigi. No, in via Mantegna. No. Via Mantegna numero 5. No, ma io non la conosco. Allora, non so chi è. L'altro Luigi deve essere. Ma se lui è il signor Luigi? Io sono uno Luigi. Allora, poi c'è l'altro Luigi, come me. Oh madonna, ma se io cerco Luigi, madonna buona, allora, se io cerco te, porca Eva, ma se io cerco te, ho telefonato a te, il numero non è il tuo, che cazzo vuoi, sei te? Allora, se lui è il signor Luigi che cercavo, no? Allora, in questo momento io chiudo e la registrazione adesso poi gliela do. Sì, se la ficchi nel culo. Pezzo di stronzo. Ficcatela nel buco del culo la registrazione. No ragazzi, ma guarda, non c'è verso, Ma scusa, sto telefonando a uno che si chiama Luigi, che ha il numero, che ha quel numero lì, perché deve essere un altro? Ecco, bisogna chiamarlo, almeno so che c'è e si richiama. Mamma mia, sono preso da degli accessi di ira, ragazzi. Finta, per carità di Dio. Però... Allora, continua, stronzo. Pronto? Allora mi ha rotto i coglioni. I coglioni? Ha rotto i coglioni? Ma guardate, ma è incredibile, Oh, che gente c'è in Puglia, Mi ha rotto i coglioni. I coglioni. E l'ho richiamato, naturalmente, Ah, Rob de Matt. Stite rum. Ma guardate, Ora non risponde. Allora, io credo che userò la seconda parte per farli incazzare e basta. Cioè, praticamente, a questo punto vedo che pigliano fuoco e gli si dà fuoco, vero?
O mi rompi i coglioni e mi dici chi sei, oppure adesso... Allora, se te non la smetti di riattaccare, perché è inutile che tu riattacchi se non vuoi... Vuoi sapere chi sono io e che cazzo voglio da te? La voce di stronzo, di femmina... La voce di femmina perché non sono io, hai capito? Beh, insomma, chi sei? Quella che ti ha telefonato è una suora e sei anche, insomma, un po' scandalizzata. Dai che non ho tempo da perdere, stronzo, chi sei? Stronzo? Ah, stronzo sono io? Tu sei uno scronzo, vaffanfulo, pezzo di merda. Capito? Ma hai capito? Cioè, dimmi cosa vuoi, stronzo. Ma scusa, con queste basi non si può andare avanti. Su queste basi non si può andare avanti, non è chiamarlo. Il suo problema è che riattacca. E ha lasciato staccato. E va bene, d'accordo. Ho trovato un oronzo. Prima avevo trovato una oronza. Oronzo è brutto, ma oronza ancora peggio. Va bene, a oronza e puzza la patonza, magari si può dire questo, e oronzo sei proprio uno stronzo. Ecco, in pratica il numero da lei selezionato è inesistente. No, il numero di Oronzo no. Perché deve essere inesistente se è molto simile a quell'altro che ho fatto prima? Che cosa c'è di strano, cosa c'è di diverso? Cioè, sì, i numeri, ma voglio dire, comincia allo stesso modo, alle stesse due cifre iniziali. E allora, scusa, qual è il problema? Perché quello non esiste, quell'altro sì? Ridimmelo, su. Dai che l'ho rifatto il dito. Dai, ridimmelo. Ah, non me lo dice nemmeno. Non si degna nemmeno di dirmelo, Ma vaffanculo, che oronzo. Ma ragazzi, va bene. Sì. È strano oggi il sondazzo, cioè troviamo poca gente, però ogni tanto qualcuno piglia fuoco, no? Zing. È così, cioè praticamente qualcosa raccattiamo sempre. Maledetta te, stronza, maiala, brutta pidocchiosa, madonna buona, portatrice di piattoni. Va bene, d'accordo, ma è roba, me l'hanno messa fra oglione apposta, è stata la CIA, è la CIA me l'ha messa fra oglione. Forza su. Pronto, buongiorno. Signor Vincenzo? Non è possibile. Questo, ho detto signor Vincenzo, mi ha attaccato subito. Che gente c'è nel mondo, in Puglia poi, vero? Ha richiamato. È roba da pazzi, questo ha qualcosa da nascondere. Questo ha paura di qualcuno, di qualcosa. C'ha dei problemi questo Vincenzo. O chi per esso? Risponde la segreteria telefonica del numero. Sì, il numero. Ah, ti piacerebbe dare il numero in diretta, Grulla anche te, Grulla. Zero, sì, appunto, sì. Al momento non può rispondere. Sì. Se desiderate lasciare un messaggio, parlate dopo il segnale acustico. Tu sei uno stronzo e merda, tu sei uno bucaiolo, io sangue invece il numero uno, come me ce n'è uno solo, pezzo di merda! Ecco, scusa, veramente non sapeva di nulla, però lui sapeva ancora di meno. Senti, dopo, nella seconda parte, e me li cucino io. Oh, via, no, dai, no, me la devo rifare con questi qui, no, va, Benino, va, no, senti, siamo a ruota libera, chi se ne frega, io vado in Puglia, torno in Puglia, resto in Puglia, e cerco di smuovere un po' le acque, no? Sì, vendetta, tremenda vendetta. Non mi hanno messo in grado di fare il sondaggio che volevo nella prima parte, non mi hanno messo in grado, e io mi vendevo un attimo, se mi vendevo, cercherò di farli incazzare, vediamo un po' quali metodi potrò usare, questo a seconda di chi mi risponde, delle voci che mi rispondono, se mi rispondono, perché loro continuano a fare ostruzionismo, questo è vero ostruzionismo e sabotaggio essa, sì, no, è chiaro, si capisce benissimo, mi stanno sabotando, va bene.
sembra un bambino che si inventa i nemici, fa la guerra da solo. Va bene, è così, dai, è la vita. Vai. Ecco, vai, ecco. Vediamo un pochino se c'hanno il coraggio ora di. Ora ci penso io. No, io lo faccio vedere chi sono io. Come diceva Piero Ciampi, lo faccio vedere chi sono io. Sì. Vedi, hanno paura, vedi, si negano. Per forza. Lo vedi, vabbè, d'accordo, ma noi si va avanti. Ma figurati, Dai, no. che poi tutte queste mie intenzioni, chissà, alla fine saranno frustrate da chissà quale situazione, chissà, vedi tanto, quale voce e quale persona, perché lo sa, vabbè, e ci si prova, casca il mondo, no, casca la terra, tutti giù per terra, ora sento che risponde qualcuno, quindi io devo a questo punto concentrare tutta la mia rabbia, che non ho, ma che comunque insomma è fittizia, sì, certo. Sento che risponde qualcuno, non in questa telefonata, sì, no, fatemi finire la frase, non in questa telefonata, ma risponde la segreteria. Vedete, no, ma magari nella prossima, Ma dove sono finiti tutti questi stronzoni? Io non lo so, ma è roba, che tu ce lo fai? Vabbè, avanti, su, forza, veniamo, avanti, su, forza, veniamo, avanti, su, forza, veniamo, avanti, su, forza, veniamo, avanti, su, forza, posso fare? Me lo faccio un po'. Com'era? Com'era che dicevo ieri a quella lì? Me lo faccio un po'? Pronto? Buongiorno signora. Buongiorno. Senta, io già mi fa schifo parlare con una pugliese e quindi guardi, per carità, io la tengo a distanza con le molle, ma Andrea? C'è Andrea? No, sono 12 anni che l'ho perduto. Oh mio Dio. Scusi, lei chi è? Ma allora, ma perché volete darmi sempre queste delusioni, voi pugliesi? Ma abbia pazienza, signora. Ma quale sarebbe la delusione? Sono profondamente deluso dal vostro comportamento. O non ci siete, o se ci siete non siete quelli che siete, o questi poveri pugliesi uomini sono tutti morti. Ma insomma, cioè voglio dire, ma quelli che sono rimasti vivi si incalzano subito. Ma insomma, ma signora, io la saluto. Tante volte. Arrivederci. No, ma io non lo guarda, non so, trovo una che risponde finalmente, dice, porca miseria, no, è morto. Già, l'ho perduto, signora, come diceva appunto De André, lei è piuttosto distratta e andiamo avanti. Sì, che ho fatto? Ma che ho fatto? Ho sbagliato numero anche. Sì, vabbè, senti, qualcuno risponderà, chiunque sia, non facciamo nomi, faccio nomi poi, vabbè, sempre che risponda qualcuno risponderà, sempre che qualcuno risponda. Qualcuno, ma guarda, è una cosa allucinante questa città della bellissima Puglia, ma Puglia. Ecco, vabbè, andiamo. Qui ho trovato una signora che si chiama Addolorata, va bene? Quindi questa sicuramente avrà qualcosa per cui piangere. Avrà perso il marito, ma sicuramente, sì, vedrai, sei addolorata. È addolorata, sì. Poi quella addolorata si va a chiamare Dolores, Carmela si va a chiamare Carmen, Immacolata Imma, vero? Mai si deve chiamare Colata, no, sì, figurati, nemmeno vicino all'Etna ci fanno la colata dall'Africa. Immacolata Imma, sì, ma. Giuseppina Giusi, ma se non gli piacciono quei nomi non se li mettano, questo mi chiedo,
poi magari nasce un figliolo, una bambina, dice la chiamiamo Giuseppina. Ma come? Ti fai chiamare Giusy perché non ti piace Giuseppina? Ti fai chiamare Imma perché non ti piace Immacolata? E così via. Certe volte c'è da pensarci a questo. Oh mamma mia, ci penso notte e giorno. Però sì, abbi pazienza. Sì. Perché storpiare il nome se ci avete quello? Una si chiama Gaetana, come si va a chiamare? Tana? No, casomai. E Oronza come potrebbe farsi chiamare? Ronza. Oro. Oro è bello, Oro. Guarda, è incredibile come non si riesca, La Giuseppina si fa chiamare Pina, magari, no? No, Giusy, no, si è detto Giusy, a volte anche Pina, ma meglio Giusy, è più da parrucchiera. Dunque, quindi, sì, io sono qui costretto a farmi i miei monologhi, ma del resto anche questi sono utili, sì, perché una delle cose che più piacciono ai miei ascoltatori sono i miei monologhi, che cominciano da una parte e chissà dove finiscono, da quale altra parte finiscano. Sì, quindi ne approfitto perché visto che continua a fare numeri, io ecco, finalmente adesso basta, hai capito? Hai capito? Tu sei una persona di nerda, hai capito? Tu sei una persona di nerda, io ti dico vaffanculo, hai capito? Chi sei? Chi sei? Chi sono? Uno che odia i pugliesi. Uno che odia i pugliesi. Voi siete tutta gente di nerda. Nerdaioli, andate a fare in fulo. Ma perché non ti dichiari chi sei? Che te ne frega a te? Io ti ho chiesto forse chi sei tu? Io ti ho forse chiesto chi sei tu? E non rompere i coglioni. Ha capito? Tutto figlio di una pignotta. Beh, allora? Può sapere chi sono io? Ma se non me ne frega nulla che tu sei te! Scusa, abbi pazienza, perché tu vuoi sapere chi sono io? È roba a matti. Qui veramente si è sbagliato proprio l'indirizzo, Io il tacco lo taglio. Con tacchi alti si cammina male. Si taglia il tacco e via la Puglia. Via, forza, fuori, allora! Ha capito? Ma che lo so io? Posso sapere con chi parlo? Senta, amico, te non tu lo puoi sapere, perché se io te lo dico, tu sei costretto a dirmi tu sei te, e io e chi tu sei te, non lo voglio nemmeno sapere, a me non me ne frega un cazzo, io lo so chi tu sei te, ma non lo voglio dire, perché a me non me ne frega un cazzo nulla, capito? Capito? Pugliese di merda! Ma evidentemente lei sta sbagliando. L'unico pugliese non si incazza. No ragazzi, ma è sculo questo io. Come? Evidentemente sta sbagliando lei, guardi. No, guardi, intanto diamoci di tu, perché anzi, te dammi di lei, io ti do di tu perché io sono un essere superiore a te, certamente, io sono di molto più su in Italia, voglio dire, come latitudine e longitudine ce l'ho più Ma ecco perché ho detto, evidentemente lei sta sbagliando persona. Ma lei è pugliese? Pugliese puro, Io sono pugliese. Allora, se è pugliese, madonna mia, non mi rompa coglioni, perché io ce l'ho con pugliesi. Ha capito te che ce l'ho con pugliesi? Con pugliesi come te, capito? Quelli che fanno finta di non incazzarsi, capito? No, perché si cagano addosso, conigliolo. Ma è possibile sapere con chi parlo? Ma l'unico pugliese non si incazza. No, il pugliese si incazza. Sì, il pugliese si incazza, ma non te. Allora, non te tu sei troppo tranquillo, Nini. Tu sei troppo tranquillo. Il pugliese si incazza nel momento in cui sa con chi sta parlando. Ah sì, perché se ti dico un nome ti incazzi, va bene. Ma purché tu ti incazzi e ti dici il mio nome. Vuoi ti dire il mio nome? Come si chiama lei? Io ti dico il mio nome. Vuoi il nome e cognome o solo il nome? No, io voglio sapere nome, cognome, indirizzo, tutto quanto. Perché al limite posso anche venire a trovarla. Mi sono spiegato? E poi quando tu mi vieni a trovare che succede? Niente. Come niente? Niente.
Ah, niente, no, tu me lo devi dire. Dimmelo sinceramente, francamente, cosa mi vorresti fare? Che tu mi vorresti... Io, per esempio, ti vorrei trombare la moglie. Come si fa? Niente. Niente? Non si incazza mai. Io non lo so, insomma. Questo non si incazza, ma scusa, ma sei un uomo, ma ce l'hai, no, Madonna buona, un orgoglio virile, maschile. Allora, io sono un uomo. T'ho detto della moglie, ma non ti incazzi mai? Ma io guarda... Ma che uomo sei? Pugliese? T'hai capito poi? Ma che pugliese del cazzo sei? Che? Vuoi da fare un gentile per dire quello che sta succedendo, capito o no? Oh! Sì, mi dica. No, hai capito? Io mannaggia. Ecco! Sono stato chiaro? No, non è chiaro perché, ripeto, io voglio capire con chi vuoi sto capire? parlando. Tanto non capisci una sega! Cosa vuoi capire te? Sono stato chiaro? No. Come no? No. Non è stato chiaro. Che? Oh. Tu senti un fischio, lo sai? Cosa fai? Fischi ora? No, sì, fischio pure. Sì. Ah, cosa fai? Fischi? Sì. E che avresti viva voce? Ma vai, ostie. Che tu fai, ostie? Abbassa, gnosa. Insomma, io voglio sapere una cosa. No, io voglio sapere, porca miseria, ecco perché mi incazzo. Oh. Voglio sapere con chi sto parlando, va bene? Evviva! Ma, miracolo! Sei uno stronzo e basta. Ci sono riuscito. Io sono uno stronzo? Sì. Ah, io, Sì. E tu che cosa sei? Io voglio sapere con chi parlo. E io non te lo dico. Capito? A me me lo dici che non me lo dici? No, a te te lo dico, non te lo dico, perché a chi lo dico? Se lo dico a te, a chi lo dico? Sto parlando a te. Capito? Pronto? Oh, che c'è? Pronto? Sì, pronto? Pronto? Sì? Buongiorno. Buongiorno signora. Sì, sono una signora e le volevo dire che quel signore che sta parlando con mio marito al telefono è veramente screanzato e scostumato, si è arrabbiato e ha detto delle brutte parole. Allora guarda, quello scostumato è suo marito, perché lei non ha idea. Non ha idea con chi sta parlando. Mio marito non ha detto niente di male. Allora lei mi deve... No, perché io stavo ascoltando. Lei mi deve dire... Ah, lei stava ascoltando. Lei sa che non può ascoltare le telefonate degli altri, Io non voglio che nessuno ascolti questa telefonata. Infatti nessuno l'ascolta, vero? Allora, io sono la figlia. Mi deve dire chi è lei. Lei la figlia? Bene, mi fa piacere. A me mi piace la figlia, mi piace la moglie, mi piace la mamma, mi piace la nonna, mi piace tutto. Basta che respiri. No, voglio dire, ma si rende conto che allora, questo ha detto suo marito, questo ha detto suo marito. Allora lei non è normale. Anzi suo padre, ecco cosa ha detto. Non è da dove chiama per favore? Io adesso la denuncio, Io aspetto, io chiamo la Canosa. Allora lei ha capito? E non ci rompa i coglioni, perché allora, io non sono pugliese, cioè io non so. Ora le passo mia moglie, mio marito, non ci capisco più un cazzo! Mi passi suo marito, per favore. Mi passi, ci voglio parlare io con suo marito, suo padre, suo cazzo, quello che è. Pronto? Canosa, qui Canosa di Puglia. Qui Canosa di Puglia. Beh? Che c'è? Ti hanno trattata male, moglie mia? Sì, mi hanno detto cose brutte. Oh, mamma mia. Che gente sti pugliesi. Sono spariti, sono tornati, Senti un po', vanno e vengono a volte, vanno di solito. Ma ancora al telefono sta lei? Ancora tu? Tu? Mantengo ancora in linea, cretino! Si tenga ancora in linea! Io sono stato offeso! Ecco, e questa la sto registrando questa telefonata. Allora lei a me mi ha detto una parolaccia, io adesso la denuncio. Io non ho detto nessuna parolaccia. Allora io non ho detto nessuna parolaccia. Allora è falso. Mia moglie, lei ha parlato con mia moglie, ha parlato. E allora è stata sua moglie, peggio di lei è sua moglie allora. Mia moglie cosa ha detto? Mi ha detto una parolaccia. Me lo ridica. No, perché non sono abituata che se ha detto una parolaccia, la picchio quella donna. Io non sono abituata a dire parolacce. Per favore la finisca. Basta.
mi passi quel signore lì. Ora basta, bisogna farla finita. Sì. Ma lei non è normale. Infatti, ma io... perché non dice da dove chiama e chi è lei? Ascolti, io le voglio spiegare. Ma aspetti, mi deve dire perché ha telefonato. Ma mi fa appunto, le voglio spiegare. E allora mi faccia parlare. Mi spieghi. Io, dunque, avendo fatto una serie di telefonate appunto a delle persone pugliesi, ho visto che erano sfuggenti, ogni tanto si incazzavano per niente, oppure riattaccavano, oppure erano morti addirittura. Ma insomma non era possibile parlare con loro. Allora a questo punto ho detto voglio far incazzare un pugliese. Ecco, questo pugliese, suo marito o suo padre, suo padre. Per questo. E rispondeva tranquillo. Cara comunque. Sì, tranquillo. Poi alla fine sei incazzato, capisce? Io quello volevo e quello sono riuscito a raggiungere. Però vorrei farlo incazzare ancora un po'. Mi aiuterebbe a farlo incazzare. Allora, guardi, ne faccio a meno allora non importa. Che facciamo allora io e te? Facciamo qualcosa. Qualcosa? Sì. Lei non è normale. Sì, infatti ce l'ho molto grosso. Ce l'ho anormale, sì, è fuori della norma. I pugliesi sono veramente persone serie e lei non lo è, va bene? No, non è vero. Ecco. Beh, a questo punto tutto tace. Queste forse erano le ultime parole? Come disse Jack Nicholson, feticista dell'ultima parola, la dice e scappa. Bene, no, non rispondono più. È stata molto dura, devo dire molto dura, ma alla fine abbiamo raggiunto qualcosa, un minimo, voglio dire, di risultato. Ebbene, lui si è incazzato, non tantissimo, prendiamoci, però abbastanza per essere un tipo così tranquillo, e poi questa ha creduto che io fossi la moglie di me stesso, ma mi ha detto signora, suo marito qua, suo marito là, sua moglie, poi mi ha detto dopo, ma vergogna, ma ragazzi, io tengo a precisare che non ce l'ho fatto con i pugliesi, no? Perché tanto io lo so che cosa succede adesso. Un certo pubblico di miei ascoltatori meridionale, sì, tanto fanno così, io non so perché quando si tocca il meridione mi telefonano e si incazzano per niente, che gente non capisce un cazzo, non perché sia meridionale, ma perché non capisce un cazzo, semplicemente dice ma non smettere, se non vengo lì ti faccio questo, ti faccio quest'altro, tanto me lo immagino che tra poco mi arriveranno le telefonate minatorie proprio da persone che se la sentono calda per la loro regione, il loro paese, eccetera. Per carità di Dio, astenetevi, risparmiate le telefonate e le minacce, perché tanto cercate di capire, io lo faccio per fare incazzare le persone, che siano pugliesi o no, sono stato a fare incazzare per quasi 20 anni i toscani, quindi allora siamo sempre lì, quindi ragazzi calma, tanto lo so, io metto le mani avanti e vi conosco, você calienti, ma a me mi fa una sega, capito, perché io riesco a spiegare le mie ragioni, io devo fare incazzare qualcuno e per fare incazzare cioè pugliese, vabbè, questo tanto per dire. Quindi il primo che mi telefona e mi dice cazzate di quel tipo lì è proprio un bischero, ecco. Quindi non abbiamo ancora finito, abbiamo ancora un po' di tempo. Conosco i polli, ragazzi, conosco i polli, se riconosco i polli, riconosco i polli. Andiamo a fare un altro numero, sì, vediamo un pochino. Sì. Cos'era? Sì, era un 8, ho fatto un 6. Ecco, lo sapevo, niente. Sì. Vedo che comunque i telefoni stanno squillando all'impazzata nel frattempo. Anche questo mi ha fatto pensare che ci sia tutta una colonia pugliese incazzata in questo momento. Ragazzi, calmi, cercate di capire, se state da queste parti in Toscana, eccetera, cercate di prendere anche il nostro modo di essere spiritosi. Pronto? Chi sei? Chi sono? Ci diamo subito del tu così? Chi sei te? Io sono Assunta. Assunta? Ecco, ma sei la moglie di Giuseppe? No, aspetta di... La figlia? Eh? La figlia? Sì. Ah, sei la figlia di Giuseppe? Sì. Ma quanti anni hai, Assunta?
Io 25. Ah, 25, ma c'è una voce, sembra una bambina, dice, ma questa è una bambina. No. Senti, ma una che si chiama Assunta, no? Te sei contenta di chiamarti Assunta? Io? Beh, più o meno, però mi hanno dato per il nome della Madonna. Già, sì. Della Madonna. Anche Addolorata, sono tutti i nomi della Madonna. Però volevo dire, Assunta, non hai trovato un diminutivo, tipo Giuseppina Giusi, Carmela Carmen, sì. Immacolata Imma, Assunta? Susi. Unta? Va bene Unta? No. Posso chiamarti Unta? Sei sposata Unta? No. No? Ah, io sì. No, ma come? Non ti ricordi nemmeno se sei sposata? Unta? No. Sì o no? Aspetta, no. Ti hai detto no, poi hai detto sì e poi hai detto no di nuovo. Cioè, mi rispondi, ecco, pensaci un attimo. No, non l'avevo sentito. Sei sposata? Unta, sei sposata? Sì. Ah, sì, sei sposata, mi fa piacere. Hai anche dei figli, Unta? Sì, uno. Come l'hai chiamato? Cristian. Ah, meno male, oddio. Cristian, se penso... Perché ti piaceva il cantante? Cioè, No, Cristian perché... mi piaceva il nome. Il nome Vieri? Cristian Vieri? No, così, ti piaceva proprio Cristian? Basta, sì. Perché certo, Assunta, la Madonna, non può fare che un Cristian, no? Potevi chiamarlo Gesù e facevi... Il sondazzo, ma lo trovi anche. Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo. Passerò per pazzo, ma non mi importa. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo. Sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il